Amici, buongiorno, consueto appuntamento con la nostra rassegna stampa di domenica 17 gennaio 2021. Innanzitutto vi ringraziamo per gli ascolti, per come ci seguite, per come interagite con noi. Vi invitiamo a seguire tutte le puntate, tutti i servizi che facciamo come Promozione Italia anche sul sito leandromaggi.com e come sempre il nostro giornale di riferimento, visto che noi parliamo quasi esclusivamente della provincia di Rovigo, è il Gazzettino con la pagina di Rovigo, appunto. Andiamo subito alle notizie. Prima pagina del Gazzettino: vaccini, la scure sul nord-est, Veneto e Friuli le regioni più penalizzate dai tagli alle dosi della Pfizer, meno il 53% per il Veneto e meno il 54% per il Friuli. La retromarcia, riduzioni solo per pochi giorni, i sospetti sull'azienda USA favorisce Biden. Il caso, viaggi verso le seconde case, braccio di ferro nel governo, siccome non abbiamo ancora capito se si può andare o non si può andare. Da oggi l'Italia ha nuovi colori e nuove regole, ma ancora qualche dubbio. Mancano però alcuni chiarimenti necessari perché ora a tenere banco è il giallo delle seconde case. Mentre la Presidenza del Consiglio ieri ha fatto sapere che con il nuovo DPCM queste saranno raggiungibili anche fuori dalla propria regione, dai Ministeri della Salute viene sostenuto il contrario. E quindi no comment come sempre. Un'altra notizia dalla prima pagina: per gli statali aumento medio di 100 euro, quasi 7 miliardi per un aumento medio mensile degli stipendi degli statali di 107 euro mediamente al lordo, però dei bonus per i redditi bassi. Andiamo a vedere questo articolo. Dalla pagina 15 appunto del Gazzettino: per gli statali aumento di 100 euro, la proposta ARAN per gli infermieri sarà di media di 97 euro, per i professori 91, per gli enti locali 60. Poi c'è però a pie pagina il confronto tra gli incrementi retributivi del settore pubblico e quello privato, come evidenziato dall'ultimo rapporto semestrale dell'ARAN, mostra invece che dal 2015 al 2019 le retribuzioni pubbliche sono cresciute a un tasso medio dell'1,5%, un valore pressoché doppio rispetto a quello dell'inflazione, mentre nel privato solamente dello 0,9%. Come sempre diamo ampio spazio alla pagina locale, Gazzettino di Rovigo. L'economia dello sport va a picco, l'ulteriore allungamento della chiusura delle palestre e dei circoli al 5 marzo mette le attività a serio rischio. Gli investimenti fatti non hanno i ritorni necessari e i ristori dati dal governo non bastano a dare aiuto, e questa è la protesta che appunto fanno palestre, impianti sportivi, piscine eccetera. Diamo un'occhiata anche alla situazione Covid nella nostra provincia: 9 vittime ma i contagi scendono a 44 e meno ricoveri. Delle positività, 16 sono persone che erano in isolamento. Si aggrava la situazione alla casa di riposo di Castelmassa. Somministrate ieri per la prima volta le seconde dosi del vaccino al personale sanitario. C'è poi un bilancio sulle case di riposo: i focolai all'interno delle RSA Adria e dell'Opera Pia Bottoni di Papozze rimangono i nodi più complessi in Polesine. Sono coinvolti 67 pazienti più 13 operatori ad Adria, 43 ospiti a Papozze più 22 operatori. A Villa Dose si è la terza situazione con 34 ospiti e 19 operatori, e poi l'IRAS di Rovigo con 24 ospiti e 12 operatori. Ricordiamo però che l'IRAS di Rovigo, all'interno della struttura ci sono 300 persone. Dalla prima pagina riportiamo ancora questo articolo: palestre e circoli a terra, soldi spesi e zero incassi. Si è visto, tenendoci chiusi, che le palestre non sono sedi di contagi. Possiamo far giocare solo gli agonisti e attendere tempi migliori. E non è sufficiente per superare anche le spese base che hanno questa attività. Andiamo in provincia. Naturalmente ha fatto scalpore la condanna all'ergastolo a Roberto Lococo, che strangolò la moglie durante l'ennesimo litigio per le gelosia e poi tentò di suicidarsi. La sorella, Deborah Lazzari, saluta con soddisfazione la condanna al carcere a vita all'uomo che ha tolto l'amata congiunta. La mia sorellina ora riposa in pace. La ragazza tra poco sarà mamma e vuole chiamare Giulia la sua bambina. I ringraziamenti alla legale Enrica Fabbri. C'è poi una foto di quella manifestazione che quando la comunità si strinse in un grande abbraccio dopo l'assassinio della giovane mamma. Una notizia che ci fa piacere sottolineare: SIM piratata, persi 40.000 euro. Circa un anno fa una signora pensionata residente in un piccolo paese in provincia di Rovigo si era recata a sporgere denuncia per una presunta frode informatica negli uffici del commissariato di Adria.
aveva scoperto che qualcuno a suo nome aveva chiesto la disattivazione della SIM e la successiva riattivazione, facendone sedare un'altra con lo stesso numero. Inoltre, controllando il suo portale di home banking, scopriva che tutto il suo conto per un ammontare di 40.000 euro era stato letteralmente prosciugato. Al di là che adesso ci sono doppi controlli per quanto riguarda le home banking, comunque vi consigliamo, in caso di furto dei vostri telefonini o altro, di rivolgervi tempestivamente alle attività giudiziarie. Notizia che ha sconvolto il Polesine, il Basso Polesine in particolare, l'avevamo già sottolineato ieri. Comunque taglio di Po, raid dei ladri, abitazioni svaligiate. Nel tardo pomeriggio era stata presa di mira la zona dei pressi dell'acquedotto a Taglio di Po, rubati gioielli e soldi, indagano naturalmente i carabinieri. La vittima racconta: ci siamo assentati un paio d'ore e siamo probabilmente stati pedinati. Infisso forzato, tutto a suo quadro e naturalmente portati via beni e soldi. L'Oreo stoppa il max impianto fotovoltaico, la Coldiretti, basta consumare suolo. Sarebbe un impianto che occuperebbe 62 ettari e la Coldiretti afferma si tratta di uno scempio di suolo di 62 ettari pari a 75 campi di calcio regolamentari. E per il vicepresidente sono necessari interventi perché a livello regionale ci sia maggior tutela dei terreni agricoli, preservandoli da questo genere di impianti. All'Endinare invece, prima antenna 5G, inizia Iliad ed è già corsa. Il gestore francese ha comunicato al comune l'inizio dei lavori a novembre. Il consigliere Davide Bernardinello assicura che le missioni sono a norma. Sappiamo quanta polemica c'è sul 5G e vedremo gli sviluppi anche a livello nazionale di questi impianti. Alto Polesine, molto spesso abbiamo detto che l'Alto Polesine, in particolare paesi piccoli con 800.000 abitanti, c'è questa notizia su Fratta Polesine, spopolamento in atto, persi altri 42 abitanti in un anno. Sappiamo che Bergantino, l'industria più importante è l'industria delle giostre, a questo fa corollario anche le aziende di servizi appunto per gli spettacoli viaggianti, e c'è questo bellissimo articolo, i caravan di CMC, da 60 anni sinonimo di qualità. L'azienda esporta il 98% della produzione, ora si punta al segmento del turismo. Sono quei caravan straordinari, infatti c'è una foto, i caravan di CMC sono confortevoli come le abitazioni. Uno per tutti, ricordiamo il caravan di Moira Orfei, che era veramente una villa viaggiante. Buona notizia per una delle associazioni più importanti di tutta la provincia. Importante novità è partnership per la 24esima edizione di Voci per la Libertà, che si terrà a Rosolina Mare dal 23 al 25 luglio. La principale rete radiofonica, Rai 1, seguirà l'evento. Per lanciarlo 3 tappe ai Rainbow Free Day oggi, il giorno 23 e il giorno 26. Il festival sbarca su Radio 1. C'è una bellissima foto di una passata edizione, Voci per la Libertà, Chiara Petronella sul palco dell'edizione 2019, e poi mettono la foto di Niccolò Fabi confondendolo con il direttore artistico, il nostro amico Michele Lionello. E per finire, ne avevamo parlato anche ieri, il Polesine torna il grande cinema con Delta. Sappiamo che in questa produzione, che si sta appunto svolgendo in particolar modo a Occhiobello, ci sarà protagonista Alessandro Borghi con Luigi Locascio. Anche per oggi è tutto, come sempre vi ringraziamo di seguirci così appassionatamente. Se volete vedere tutte le nostre puntate, ma non solo, anche tutti i servizi e le interviste che facciamo con la produzione di Promozione Italia, seguite la pagina, anzi il sito www.leandromaggi.com. Da Leandro Maggi appunto, è sempre un piacere stare con voi. Ciao ciao!